Capitolo 11. In tel second planet aliera sta un brauros. Ah, ecco la visita di un mirador. Al là di lontan il brauros, appena calvio del picciul princip. Perché i braurins du chiumins son a miradors. Buondì, al dise il picciul princip, c'è stranichi a piel che ho ves. Ale fat per saludà? Gli risponde il braurin. Ale per saludà quanche mi acclamin. Ma per sfortuna non passa mai nessun per questi sbandis. Ah sì? Al dise il picciul princip che non capive. Batlisman sune con che atre, lu consea il braurin. Il picciul princip al batte lismans e il braurin con modestie al saludà al cianti il chiapiel. Ale plui divertende visite al re, si dise il picciul princip, e al continuò a batti lismans une con che atre. E il braurin io alcia il chiapiel. Da spocci minus di che s'esercizi il picciol princip si stufà di che stenaine. E coventi all'alcatri di fa? Al domandà, perché il chiapiel non coli? Ma il braurin non l'intendè, che i lino sintin atri che li slaudis. Ma mi ammiri stu tan par da bon? Gli domandà al picciol princip. Ce vuoi di al dia mirà? Amirà vuol dire ricognossi l'om plui biel, il plui elegant, plui siore, plui intelligente di tutto il planet. Ma tu ses di besol, Kenti. Fammi che splasè, rimiri mi stes. Ti ammiri, al dise il picciul princip, alciando un poc li spalis. Ma c'è ti venial? E il picciul princip s'inlè. Di sicuri granchia son straneos, si diseve di besole il picciul princip, biel che alviazave.